se noi raccontiamo una storia che poi appartiene a un universo che non è il nostro, un universo quotidiano, dobbiamo riferirci a qualcosa che ci interessa, no? E per approfondirlo e anche per dare la nostra versione di quell'idea. E a questo proposito io ti voglio invece chiedere, proprio da un punto di vista squisitamente tecnico, la scelta di sia del disegno, che non è un disegno realistico, però non è neanche un disegno comico. Cioè il fumetto purtroppo ha sempre avuto una sorta di grande separazione tra il fumetto d'avventura e il fumetto umoristico. E invece la parte che viaggia nel mezzo è sempre stata anche poco indagata, diciamo. E poi un'altra cosa, che tu hai usato una colorazione estremamente materica, oserei dire calda, per invece raccontare il gelo. Beh, allora intanto mi sono detto, ma se devo fare un lavoro drammatico o comunque che ha certe componenti così un po' plumbe come storia, come riferimenti, lo posso fare in una neve bianca candida come la neve bianca candida? No, mi sono detto che forse avrei dovuto cercare un espediente diverso per creare una neve che avesse anche lei una forma recitativa, e cioè cercare una componente drammatica. Perciò ho pensato, non farò una neve chiara, bianca, la farò sporca, la farò sporcata di viola, sporcata di grigio, sporcata di grigio caldo e grigio freddo, cioè cercando di dargli quella sorta di versione anche un po' azzardata, perché ovviamente uno potrebbe dire ma perché l'hai fatta così? Appunto per aumentarne poi la capacità espressiva. Ecco, questo mi interessava. E ho fatto così anche un po' con lo stile, perché tu dicevi che è un po' uno stile di mezzo. Ho detto, è inutile fare qualcosa che hanno già fatto altri, o non posso farlo certamente umoristico, devo trovare una chiave mia. Perciò mi sono detto, sicuramente è un azzardo, però appena il lettore entrerà dopo le prime vignette all'interno della storia, lo metabolizzerà lo stile e andrà avanti fino alla fine, perché poi lo stile è un po' ha dei punti positivi, dei punti negativi e dei punti positivi. E dipende sempre un po' tu come lo affronti, perché se lo affronti col timore che non piacerà, non andrai da nessuna parte. Mentre se lo affronti pensando semplicemente di fare la tua espressione, troverai sicuramente qualcuno che lo saprà apprezzare. Una cosa che a me ha colpito, che il fumetto un po' da sempre, diciamo, ha vari riferimenti appunto tra il cinema, la letteratura e il fumetto stesso, però nel caso di Disgelo, poi non so se sia un caso o una mia, diciamo, idea, io ho trovato moltissimo teatro, perché le inquadrature, soprattutto in alcuni momenti in cui ci sono proprio delle quinte di scena, ci sono delle composizioni che praticamente hanno proprio la compostezza di una scenografia teatrale, ho pensato che sarebbe un bellissimo fumetto da portare a teatro, anche per le atmosfere che ci sono, anche per l'utilizzo così scarno ma potente degli elementi naturali. Hai mai pensato a forme di comunicazione visiva, di intrattenimento diverse, oltre quelle appunto del cinema o del fumetto o della letteratura stessa? Sai che questa cosa che mi dici tu adesso mi prendi contropiede, non ci ho mai pensato. È una sfaccettatura che dai più tu, ma io non riesco a... è qualcosa forse distante dal mio punto di vista, però lo apprezzo il fatto che... Allora, vi dico una cosa, secondo me tu lo conosci, Max Pietricola, che è un regista, ha lavorato anche con quell'altro regista famosissimo,
dove ha fatto l'attore del suo film? Castellari. Enzo Castellari, sì, Max Petricola, che è un regista anche lui, che ha comprato Disgello, mi ha detto, sai, mi è piaciuto tantissimo, è una roba molto intima, cioè qui non c'è un discorso di gloria, di fasti, anche perché poi insomma questo evento è alla fine di una campagna militare che è stato un tracollo incredibile, sono morte migliaia di persone, però mi ha detto, eppure sei riuscito a dargli quello spessore cinematografico che non vedo in tanti fumetti, e forse adesso tu mi dici questo discorso qua e forse vuol dire che c'è un po' di attinenza, ecco. Guarda, secondo me l'idea di portare il fumetto in teatro sembra un'idea nuova, ma in realtà è un'idea vecchissima, perché il fumetto all'inizio del secolo, all'inizio del Novecento, prima della Seconda Guerra Mondiale, veniva spessissimo portato a teatro. Per esempio il personaggio del signor Bonaventura nasce in teatro, dopo viene trasposto a fumetti, e però di seguito altri personaggi di fumetti, Quadratino e altri, vengono portati a teatro, perché il fumetto con quest'idea dell'inquadratura non sempre sequenziale, diciamo, non hai sempre bisogno della camera che si muove, eccetera, si adatterebbe tantissimo al teatro. E visto che in teatro ultimamente fanno qualsiasi cosa, insomma, portano romanzi, portano opere rock, insomma, di tutto di più, l'idea di portare a teatro un fumetto di questo tipo, secondo me sarebbe interessantissimo. Mi ricordo che qualcosa del genere fece tantissimi anni fa, negli anni '80, Pier Vittorio Tondelli. Mi sembra che anche Porto Maltese fosse stato portato. Anche Porto Maltese è stato portato al teatro, vero. E Pier Vittorio Tondelli portò il gruppo Valvoline a teatro in un unico spettacolo, poi è diventato anche un bellissimo libro che racconta questa esperienza multimediale. Però all'epoca c'era tutto il discorso della multimedialità, no? Che adesso noi diamo per scontato, perché adesso qualsiasi roba è multimediale, però a me piacerebbe un ritorno al teatro del fumetto, sarebbe una cosa interessante, un ampliamento del linguaggio, un ritorno al passato però moderno.